davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't give me that too good bullshit. I'm in the high fidelity first class traveling section. I think I need a lift jet. Money, it's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say.
is the root of all evil today. But if you ever theorize it, no surprise that they're giving none away. Le questioni di maggiore interesse che si stanno sviluppando nel corso delle ultime ore e che hanno appassionato sia la stampa che possiamo dire più in generale il panorama politico la scorsa settimana e che interesseranno anche la settimana in corso, ruotano attorno alle vicende di carattere internazionale. Vicende di carattere internazionale che partendo da Hormuz, quindi da quello che sta avvenendo sullo stretto di Hormuz, finiscono per incidere necessariamente anche sulla nostra politica interna, sulla nostra politica economica e finanziaria e alla fine vengono rimpallati nuovamente su quello che è il tavolo della diplomazia internazionale. Ma andiamo per ordine. Allora, in primis viene fuori quelle che sono le indicazioni che sono state pubblicate nel corso del fine settimana e che riguardano quello che è il concetto di riverbero in Italia sulle famiglie e sulle imprese, per quanto riguarda le bollette, soprattutto il caro energetico, circa quello che sta avvenendo ancora una volta sullo stretto di Hormuz. Sullo stretto di Hormuz, anzi per lo stretto di Hormuz dobbiamo ricordare che passa il 20% del greggio dell'intero pianeta, quindi stiamo parlando di un quinto delle risorse mondiali, e se un quinto delle risorse mondiali, circa il 20%, viene bloccato, viene ritardato per quanto riguarda le consegne o addirittura viene annullato attraverso gli ordinativi dei mercantili dei grandi bastimenti, è chiaro che ne va a soffrire quella che è la quotazione del greggio. La quotazione del greggio inevitabilmente va a incidere su quelli che sono i mercati dell'energia, perché porta dietro di sé anche e soprattutto il mercato dei combustibili ordinari legati comunque ai combustibili non rinnovabili, quindi alle energie non rinnovabili, e tra questi dobbiamo necessariamente sottolineare l'incidenza del gas metano, e si va in questo modo direttamente a grattare quella che può essere la risorsa e la disponibilità nella tasca delle nostre imprese e nelle tasche soprattutto degli italiani. Bene, che cosa avviene? Ancora una volta dobbiamo dire che con molta linearità il nostro ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ministro della Lega, in linea con quelle che sono anche e soprattutto le indicazioni del vice premier Matteo Salvini, ha ribadito, e quindi hanno ribadito, come innanzitutto bisogna riconsiderare quello che è il profilo dei rapporti con la Russia, almeno per quanto riguarda le forniture. Mentre noi stiamo parlando, infatti è bene che i nostri ascoltatori lo sappiano o lo ricordino, non è che gli altri paesi occidentali abbiano cessato qualsiasi tipo di rapporto con la Russia in ordine alle forniture di metano e in ordine probabilmente anche quelle che sono le forniture del greggio. No, tra questi paesi militano anche gli stessi Stati Uniti che, malgrado i rapporti con Putin non siano eccezionali, comunque sono di dialogo, e mentre da una parte ci si chiede a noi come governo di dire no, ma dobbiamo interrompere addirittura le vie di carattere diplomatico, c'è chi continua a portare avanti non gli affari, ma i rapporti normali di carattere commerciale, le transazioni, tutto quello che riguarda anche la bilancia commerciale di ciò che entra e ciò che esce sotto il punto di vista dell'import-export. Quindi attenzione a quando ci si erge sul pulpito cercando di dare lezioni in materia prima di politica e poi di economia politica, perché chi è senza peccato, si dice una volta, scagli la prima pietra, e in questo caso rischieremo di essere travolti da una nuova diga del Wyoming per tutto quello che sta avvenendo sotto la cenere e possiamo dire anche in barba agli interessi del nostro paese. Quindi, tornando a bomba, che cosa avviene? Se la situazione si dovesse normalizzare, lo ha già detto a più riprese Giorgetti, i decreti che il governo ha adottato, il primo scade il 22 di maggio, che riguarda l'abbattimento di alcune accise per tenere calmierati quelli che sono i prezzi
delle energie, soprattutto quindi il prezzo finale dell'elettrico, e poi anche l'altro decreto che andrà a scadere necessariamente il 30 di maggio, che è quello relativo al credito d'imposta per le imprese in autotrazione. Sono decreti che non sono reiterabili all'infinito, perché le risorse poi che si vanno ad inserire, che si vanno a utilizzare su questa materia, sono risorse che vengono sottratte ad altri settori delle attività. Quando lo Stato decide di incassare di meno per quanto riguarda le accise, decide di incassare di meno per quanto riguarda il credito d'imposta, perché il credito d'imposta stiamo parlando comunque alla fine di liquidità, stiamo parlando di possibilità che vengano sviluppati dei crediti verso lo Stato che in genere vengono portati a compensazione dalle imprese o da parte dei titolari dei soggetti che vantano il diritto di credito verso lo Stato, bene, alla fine tutto questo non è che possa durare all'infinito. È come se qualcuno intendesse, tanto per essere chiari, così la metafora è più chiara, curare un ammalato ogni giorno drenando decine e decine di plasme e di sangue. E beh, è chiaro che la situazione del malato va risolta, se possibile, evitando che il sangue venga perso e soprattutto evitando che da una parte entri il sangue e dall'altra quasi automaticamente vada a fuoriuscirne. Quindi bisogna intervenire chirurgicamente. E allora la medicina, anzi, pardon, la tecnica chirurgica è stata ben individuata da parte di Giorgetti e da parte della Lega. E riteniamo, speriamo che tutto il centrodestra si allinei a questo tipo di soluzione, ossia intervenire sul tavolo chirurgico, ecco, per continuare a utilizzare questa metafora del 3%, il famoso rapporto deficit pubblico PIL che l'Europa dai tempi di Maastricht in poi ci ha imposto, un rapporto che oggi è arrivato, mentre in passato si arrivava al 4,8, al 5, è arrivato addirittura a scendere attraverso i provvedimenti politici, economici e finanziari del nostro governo e soprattutto provvedimenti che sono stati ideati in primis dalla Lega, è sceso al 3,1%, cosa che non avveniva da oltre 20 anni. Ora siamo, sì, è vero, ad un passo dal 3%, dal centrare questo obiettivo che sembra essere non più però a questo punto la medaglia d'oro, ma forse soltanto la medaglia di legno, quella del quarto posto durante le Olimpiadi, ma dobbiamo capire quello che però gli economisti chiamano qual è il vantaggio di questa operazione, qual è la cosiddetta utilità marginale. Gli economisti fanno, infatti, in tema di utilità marginale, quello che è il famoso esempio accademico, ossia, ma nel deserto se hai bisogno di un bicchiere d'acqua, stai morendo dall'arzura, a quel punto sei disponibile a pagare il primo bicchiere d'acqua perché non ci sono oasi dove ritemprarsi ad est e ad ovest, sei disponibile a pagare anche 100 euro. E per il secondo bicchiere d'acqua, una volta che hai soddisfatto l'arzura, una volta insomma che il bisogno si è attenuato, e non paghi più 100 euro, forse ne paghi 50, per il terzo bicchiere ne paghi soltanto 10. Quindi si è disposti a contribuire a quella che è la spesa a seconda della soddisfazione del singolo bisogno. E allora, adesso riuscire a fare gli accademici di turno, riuscire a interpretare al massimo quelle che sono le indicazioni molto rigide dell'Europa, arrivando a quello 0,1 e centrandolo per raggiungere l'obiettivo del 3%, potrebbe non essere difficilissimo, ma potrebbe essere assolutamente arduo, per non definirlo addirittura inammissibile, insostenibile sotto il punto di vista economico-finanziario, mantenerlo poi quel 3%, perché non è che puoi entrare e uscire quando vuoi. Quindi oggi la scelta che ha il nostro governo, l'opzione, non è entrare e uscire quando lo si vuole, ma è se quel limite debba essere necessariamente sospeso. E sapete perché, cari nostri ascoltatori? Perché allora qualcuno ci dovrebbe dire perché quel limite del 3% dovrebbe essere violato per le spese militari. E no, non ci stiamo. Perché se le spese militari poi possono contribuire a non
indicare, non quantificare quello che è il rapporto deficit-PIL per il 3%, e significa che ci saranno paesi come la Francia, tanto per essere chiari, che ha un'industria degli armamenti che, a differenza della nostra, mentre la nostra è un'industria che ruota soprattutto attorno a dei player pubblici barra economici, stiamo parlando di aziende che una volta venivano definite aziende di Stato, ma la cui proprietà è perlomeno come golden power, golden share, all'interno ancora saldamente delle mani del Ministero delle Finanze, quindi all'interno del nostro Stato, delle nostre casse, stiamo parlando di Leonardo, tanto per essere chiari. Bene, mentre noi abbiamo una azienda che di fatto coincide con lo Stato per quanto riguarda la fabbricazione e anche l'utilizzo degli armamenti, questo non avviene magari in Francia. E in Francia che cosa avviene? Buona parte delle aziende non sono a partecipazione pubblica, ma sono assolutamente private, aziende che producono armi, aziende che quindi sviluppano, fanno sviluppare il PIL, il prodotto interno del paese, utilizzando anche le vicende di carattere internazionale, e lo stesso non avviene per noi. Non solo, ma vi è di più dell'altro, e direbbero non gli economisti, ma a questo punto i giuristi internazionali. E quando si ha a che fare con il prezzo delle bollette, il costo delle bollette, bisognerebbe ricordare ai nostri partner europei che alcuni paesi, soprattutto quelli che una volta sedevano da loro al tavolo dei grandi, quindi Germania, tanto per essere chiari, e Francia, la situazione dell'Inghilterra è parzialmente diversa, ma il Regno Unito ha avuto dei ripensamenti anche di recente su quello che sta avvenendo sul tavolo internazionale. Ebbene, questi paesi sono tutti dotati di risorse non soltanto minerarie, e quindi hanno giacimenti più o meno bastevoli che vanno dal gas metano per passare anche e soprattutto per eventuali giacimenti di carattere petrolifero, e hanno soprattutto la disponibilità dell'energia atomica, hanno la disponibilità del nucleare pulito, quello di ultima generazione, che noi non abbiamo, perché votammo 40 anni fa un referendum che ancora oggi ci sta costando lacrime e sangue. E allora come funziona in questa famiglia europea in cui dovrebbe valere il principio della sussidiarietà, per cui chi ha di più mette a disposizione più risorse? In questo caso gli altri nostri partner europei hanno più risorse non economiche, ma più risorse in campo energetico di noi, non solo non le mettono a disposizione, ma pretendono di chiedere ed ottenere quella che è la neutralità, la clausola di neutralità, se non addirittura la clausola dello sforamento per quanto riguarda il fabbisogno di carattere militare, e però vorrebbero negare che l'Italia possa avere questo tipo di deroga, questo tipo di sospensione del patto di stabilità in ordine a quella che è la materia di carattere energetico. E no, è cambiata l'Europa. L'Europa non è più attrazione pseudo-progressista di sinistra, tanto per essere chiari, è un'Europa che ha una trazione diversa, e fa sorridere un po' in queste ore anche la Schlein, sulla quale torneremo tra qualche istante, quando al tavolo dei progressisti mondiali ieri, abbracciando sostanzialmente Obama, dice no, ma noi dovremmo fare il possibile per far sì che anche il governo di centrodestra cada in Italia, come è avvenuto per Orban in Ungheria. E dovremmo ricordare, forse le è sfuggito alla segretaria del PD, alla Schlein, che sì, è vero, è caduto Orban, ma è stato sostituito non dalla sinistra in Ungheria, è stato sostituito da un altro leader conservatore che si chiama appunto Peter Magyar. Anzi, per dirla tutta, quelli che si autodefiniscono i progressisti sono arrivati terzi in Ungheria, quindi sono arrivati sostanzialmente fuori classifica, come se fossero stati ulteriormente retrocessi dal popolo ungherese, perché non stanno proprio in classifica. Quindi forse si può discutere di modelli diversi di centrodestra o anche di destra e di conservatori a livello comunitario, ma certo quel modello che ha in mente la Schlein di sinistra è un modello inattuato e inattuabile. Quindi
Con questa considerazione andiamo a chiudere la questione dello sforamento sì, sforamento no. Il 30 di aprile è stata votata da parte del Parlamento una risoluzione che ammette questa possibilità, adesso il tutto dovrà tradursi in un nuovo intervento parlamentare. Stiamo a vedere quello che succede da qui a fine mese, perché se la vicenda relativa ad Hormuz, allo stretto di Hormuz, non dovesse trovare pace, è chiaro che l'assenza di quella pace si riverbera sull'assenza anche della desistenza del conflitto internazionale che riguarda il mondo persico, che riguarda il Golfo Persico, e davanti alla necessità di aiutare le nostre imprese, le nostre famiglie, il governo e soprattutto la Lega non potranno necessariamente e certamente tirarsi indietro rispetto a rimedi che potranno anche apparire impopolari in Europa, ma l'importante è che siano popolari e non populisti per quanto attiene le esigenze del nostro paese. Andiamo adesso molto velocemente a inquadrare quello che è successo di tragicomico, perché così lo possiamo definire, in Canada nel corso dell'ultimo weekend, quando la Schlein ha abbracciato sostanzialmente Barack Obama, si è quasi inchinata per fare un bacio metaforico dell'anello politico, per dire: ma Barack, pensaci tu, rimetti a posto l'ordine mondiale, i progressisti sono con te, contiamo su di te. Beh, anche su questo, insomma, a noi viene un po' da sorridere, no? Perché che cosa abbiamo? Abbiamo che Conte 15 giorni fa in un ristorante romano la mattina litiga o fa finta di litigare con Trump e col mondo americano, e all'ora di pranzo si vede con l'emissario di Trump, poi non si capisce bene chi ha invitato chi e chi abbia pagato eventualmente il conto, ma questa è altra questione, l'importante è che il conto non lo paghino gli italiani. Però alla fine il soggetto col quale si faceva la guerra la mattina, il pomeriggio diviene il grande amico, soprattutto per quanto riguarda l'eventuale futuro. E qui abbiamo che la Schlein, che è la segretaria, il segretario del principale partito di opposizione del paese, dice: no, ma noi con gli americani, in realtà con l'America vogliamo avere a che fare, li vogliamo abbracciare, non vogliamo parlare soltanto con Trump, ma speriamo che Barack Obama rimetta le cose a posto. Allora, sia ben chiaro, Barack Obama tutto può fare nella vita, tranne che nuovamente il Presidente degli Stati Uniti, perché il 22esimo emendamento della Carta americana esclude la possibilità di un terzo mandato. Quindi perché ha voluto farsi battezzare nuovamente politicamente, ha voluto il placet da chi in questo momento rappresenta un referente di quella che è la sinistra mondiale? Non solo, ma la richiesta di aiuto a Barack Obama, che è la richiesta di aiuto verso il soggetto che negli Stati Uniti sostanzialmente ha di fatto smontato l'economia americana, quel soggetto, Barack Obama, che è riuscito a creare le premesse e le condizioni perché Trump poi vincesse le elezioni nella prima sua possibilità di entrare alla Casa Bianca, proprio deludendo le fasce deboli, le fasce povere, disagiate della popolazione, e deludendo quel popolo afro-ispanico che in qualche modo poi ha inciso per la stessa vittoria di Trump. Quindi significa che il rimedio, che doveva essere il rimedio dell'economia da utilizzare da parte di Obama nei suoi due mandati, quello del 2008 e quello del 2012, è stato di gran lunga peggiore rispetto al male che era da curare. Quindi questo brutto spettacolo di quello che dovrebbe essere poi il nuovo leader progressista mondiale, insomma, che in realtà viene dal passato, è solo un brutto film, un brutto sogno che necessariamente verrà abortito da parte degli europei, verrà abortito da parte anche del nostro paese, perché la riedizione di un modello che ha già fallito soltanto la Schlein avrebbe potuto averlo all'interno della propria testa. E allora bisogna essere coerenti. Questo lo abbiamo ribadito anche nel corso delle ultime ore durante altre trasmissioni televisive importanti del nostro paese. Noi abbiamo l'orgoglio della nostra identità, la Lega in primis, ma possiamo dire anche tutto il governo di centrodestra, nello stesso momento in cui Trump ha attivato un contrasto, possiamo dire, assolutamente inutile con
Papa Leone XIV relativamente a quello che era il concetto di pace, a quella che è la missione addirittura della Chiesa, non di evangelizzazione, ma possiamo dire di pacificazione ecumenica. È chiaro che il nostro paese, che tra l'altro ospita di fatto al proprio interno quella che è la culla della cristianità, è stato obbligato a intervenire per dire: attenzione, noi riteniamo che gli Stati Uniti siano l'unico nostro vero grande alleato dal 1948 in poi. E però se c'è da discutere, se c'è da assumere delle iniziative diverse rispetto a come mantenere la pace mondiale, è giusto che anche l'Italia reciti il proprio ruolo. Ecco, ancora una volta la Lega e il centrodestra hanno sottolineato come al primo posto ci siano gli italiani. Indipendentemente dal guardare a est, a ovest, al primo posto ci siano gli italiani e il bisogno soprattutto di tranquillità, di serenità da parte economica e di sviluppo del nostro popolo, del popolo italiano. Ecco la differenza tra noi che parliamo sui tavoli ufficiali delle diplomazie internazionali e chi invece preferisce o pranzare o cenare ad un tavolino assolutamente spurio ed improprio sotto il punto di vista della diplomazia, o anche procedere al bacio dell'anello, solo che una volta eventualmente c'era il bacio dell'anello cardinalizio, la Schlein è convinta di baciare quello che dovrebbe essere l'anello di un papa o di una sorta di finto papa invece di carattere progressista, il vecchio Barack Obama.